Progettazione di spiagge e gestione costiera, ma non solo, strategie per la gestione dei rifiuti, opportunità lavorative ed efficienza amministrativa, partendo dalla città fisarmonica fino all'iniziativa del G20 Spiagge. Sono questi e tanti altri gli obiettivi della prima edizione degli Stati Generali dei Comuni Litoranei e di Lago del Veneto. L'evento, organizzato da ANCI Veneto in collaborazione con il Comune di Cavallino Treporti, ha coinvolto i sindaci e i rappresentanti delle categorie dei comuni costieri e lacustri. Il ruolo di ANCI Veneto è quello di essere un compagno di viaggio per costruire proposte e per far sentire la voce dei comuni veneti che, se da una parte sono bravi e virtuosi, dall'altra pretendono anche di avere delle risposte, perché l'unico obiettivo dei nostri quesiti e delle nostre proposte è quello di alzare la qualità della vita per i nostri cittadini. Migliorare la qualità di vita delle comunità sia per i residenti che per i turisti. Stiamo reggendo, ma abbiamo bisogno di continuare il nostro percorso perché ci sia veramente la consapevolezza che dobbiamo continuare a far bella figura e non possiamo mettere in difficoltà un sistema importante per l'Italia, per il Made in Italy e per le nostre comunità. Il turismo, importante risorsa economica, deve beneficiare di una visione condivisa e di risposte rapide e certe. La proposta di legge per lo status di comunità marine riceverà il sostegno di ANCI e di altri soggetti interessati. Sono temi che sono sul tavolo da tantissimi anni, però iniziare a creare delle priorità e a dare degli ordini credo che possa permettere alla regione come la nostra di individuare delle risorse o delle soluzioni normative per dare delle risposte concrete.